Allora, avevo davanti una cosa, Davide, chiedigli qualcosa, non lo so, chiedigli quando suonava. Sì, come hai cominciato a suonare, chi ti ha insegnato? Quando iniziaste a suonare? A che età iniziaste a suonare? All'età, che avevano 15-16 anni. Cominciavo a chiedere da sale, capito? Era un pecoraro? No, contadino. E da chi hai imparato? Da chi hai imparato a suonare? Da solo. Con questi, Come imparare voi? a me, Da solo. mi imparavo da solo, io non mi imparavo Da solo. Prima di tutto avevo mai domandato una cosa. Per dire, che da sale, mi dice uno che chiamava un generale, la amarena, non capace, che da sale, e sei grande, e dice poi. Mi dice, boh, io sapevo l'arabo, ma non mi vedo più. Prima di tutto ci aveva domandare una cosa. No? Che dicevi? Prima di tutto ci aveva domandare una cosa. Nonno, quanti anni avete? 99. Buona salute. Chi sei la moglie vostra? E quanti anni ha? La moglie vostra, quanti anni ha? E andiamo 94. Buona salute. Ma potete continuare con l'intervista. Va bene. Ma Allora, quella zampogna l'ha costruita lui. su Tornio? La pepita. Al hotel. La pepita Un torno a mano, il torno a mano. Tornio a mano. Sì. tutta a mano. E voi con cosa suonavo? Con cosa suonavo insieme? Con canato. Con mio coniato. C'era notata. E voi suonavamo a zampogna o a La pepita? pepetta. Lui suonava il samone, io suonavo la pepita, tutti gli strumenti li potevo suonare. Per che tipo di occasione suonava lui? Le feste natalizie. Io una volta, Vi a sarei. Pantone, vi parlo di 30 anni arredo, c'erano immigrati ai Pantoni in America. E allora mi pagavano il viaggio per andare e tornare, viaggio in America. E l'ha suonata lì? L'ha suonata in America? No, non è andato. Non è andata. Non è andato. Ho capito. L'avevano invitato. Ma c'erano tanti zampognari quando, No, pochi. quando era giovane? C'era un altro sampagnaro, vecchio, Vito, chiamavano Vito Cancelletto. Uno dalla sala. Vito Cancelletti dei Iez. E dei cognome come io? Vito Cancelletto. Vito Cancelletto si fece la chiesa, a Ciava, a Tre. Peppe suonava il chitarrale, che sta dicendo che la casa vecchia penso che c'è con la tua Cancelletto. Sì, sapevo. E Peppi che succa come io è cognome? Iez. Pure tutti e due ieri, sono due frati quindi. Sì, due frati. Non ho capito. Come io e cognome, ci vuole essere Iez. Ieri, sì. Vuoi suonare? E tu hai insegnato i fratelli Nistico a suonare? Sì, a me mi pare. A Rossaro farò io. Che ne ho iendo? Quello è il suo genere. E l'ho insegnato lui. E la canzone che hai suonato, da chi hai sentito suonare queste canzoni? Solo. Ma non ha sentito nessuno? Sì, aspetta, sentivo Bruno Uniguru suonare. Ho sentito suonare a Bruno Uniguru. E quindi con una canzone delle socia, ma imparaste. Ma io che c'era io. Allora, le melodie che lui suonava, l'ha imparato di qualcun altro o l'ha inventato lui? No, l'ha inventato lui. Vi posso dire una parola sua. Parabella mia che sono venuto, che lì pensieri tuoi mi hanno portato. Sbagliato. Ma poi oggi Ma aspetta, le canzoni che voi altri suonate, l'ha inventato le melodie proprio lui? Sì. Non è che ha sentito qualcun altro pastore suonare? No. Allora, L'ha inventato lui. ma la maniera di suonare, come ha imparato questa maniera di suonare, la tecnica?
per forza doveva sentire qualcun altro, no? Non c'entro più. Mo sentivo un canato vostro suonare. E quindi quella cosa non va a imparare se lo canato vostro. E che è sanato, ma sole. No, Mi io non spostiamo, vado a sì. mano. No, ma suonato. Io suonavo sempre la pipetta. La Germania un po'. Così non suonava sempre a pepino. No, aspettate, era un altro di sputo. No, io non ho suonato da San Berto, non da Hagia. Perché Però senti, vedo che la pepita suonava a mezzo mondo. sì, suonava mezzo a pipetta, sì, però i zampogni solo che da suonata che fece. Sì, zampogni faccio. Però io con la pepita, i sono poi suonava la serie. Eh sì, perché la pipetta E si imparava così, Sì, solo, sì, sentiva. Io No, si impara solo. ho avuto l'onore con Vittorio II. Vittorio Emanuele secondo. Vittorio Emanuele II, che il padre ci disse: trovati una fidanzata dove vuoi tu. Lui si è trovato la fidanzata a Teriolo. E allora io ancora non l'avevo le zampogni, avevo quel pipita. A Catanzaro, a Nannaia. A Rione Milano, No. a Piazza Roma. A Catanzaro a Piazza Roma. Alla bottega è poco sano. Nannaia. E dov'era? Catanzaro, E Catanzaro c'è un giro che fu certo. alla villa. Ah, la Villa Trieste, Dalla villa. Io, nessuno sapeva sto cazzo niente per strumento. Allora io, alla villa, mi mise per me solo. E mi dice uno che dirigiva un gruppo. No? E allora io sono stato appresso, il secondo Vittorio sono stato appresso, che c'aveva anche la fotografia di questa bella figlia. E abbiamo fatto un giro. L'ospedale vecchio, girammo fuori le porte e ci siamo messi a alla villa. Non portava le carri, non portava. tanto perché c'erano i macchine, comunque. Ma la prima zampogna che hai preso, chi l'ha fatto? Dove l'hai preso sta L'ha ciaramedda? comprata. L'ha comprato. L'ha comprata, ma chi ha L'ha costruita? comprata a coso, a Sbrognatore. Era... Un paesino... Nella Presila nelle serre. Ma per imparare la tecnica per suonare, l'ha visto qualche altro suonatore? Sono imparato da solo. Da solo. Mi ha imparato da solo, Me zampogni, come vendevo? Ah, I zampogni, come vendevo? i zampogni. I primi zampogni mi vendevo coso. Erano Devo generare. Bruno Negro. Mi pare. No, non era Bruno Negro. Quando gli stavo a Zimbarino, quando gli stavo a pigliare stavo a Zimbarino, vicino a Spato. Era coso, Bannaia. Io pagavo, che mi ricordo che aveva 12 milioni da volte. 12.500 lì. E si deve 13. È brutta. Bruno Tassone. Ancora, e che ricavati da io, stavo pensando. Bruno Tassone. Bruno Tassone. Brutto solo, sai? I primi zampogni ci vende Bruno Tassone. Quando hai cominciato a suonare, quanti zampognari c'erano a Catanzaro più o meno? A Catanzaro c'era solo. Solo canato. Ma fuori nel campagna c'erano altri? Circondario, C'era mio a cognato. Serra San C'era mio Bruno, cognato, Zimbario, quelle parti là, Olivati, quelle parti là Ok, più c'era. campagna. Sì, Nei paesi delle serre. Nei paesi delle serre. Alla cava non c'era qualcuno che suonava? No. No. C'era che si dopo, vedo Alla Cancellera. cava. Vedo Cancellera. C'era o parcare, non parcare. Che la mia zia c'era. O pace Edorio. Io sì. Tony Campisano. Ma hai suonato anche la sordolina? Ah. Anche la sordolina l'hai suonato? Sì, noi chiamavamo i gridazzari. Ce l'aveva lui, i gridazzari, quello li suonava anche. sì. Ok. Se l'ha costruito lui. Anche se i ringraziari erano facilissimi. L'importanza era questa. Come io ero a sulla retro. Anche lo non lei.
No. Io ti vedo, vedete. No, il lupo c'è, ma l'uso no. Cacciate la manetta. Tenete, ecco. Più o meno. Anche a metà buono. No, io meglio questa maniera. A voi qualcosa avete fatto? A me qualcosa Bravo avete Nuno. Se gli Ma mi ha pizzicato buono, ma non può suonare. Dai, che... Non trovavo un buco alla macchina, che mi ha pizzicato buono. Bravo Nuno. Non è che me la cacciate per lì. Ah, quando che bene, quando faccio il tuo compleanno, avete mai suonato in radio? Guarda che Ah, io non lo sento. se tutto va bene. Se resta così, che non mi comeva, io mi ero riccio per favore. Quando è? 6 giugno. L'11 L'11 giugno fa 100 anni. Viago, ma giocate a me, Viago. No, sai, come un segno vuoto, E cucina. C'era. ma non mi suonavo. A Parma da un numero. C'era mio padre, un nonno, che era un cantatore proprio. E io Da pigliare la quasi ne pigliavo per cantare, poi su questa che è una cosa fenomenale. Sentirò c'è tempo. Tu cantavi quando eri giovane? Cantavi? Sì, cantavo voi quando ero giovane, sì. Come si cantava? Come si cantava? Come si cantava? Tante canzoni natalene. Però il motivo è sempre quello che hanno cantato loro. Ma Ok. per la mia che sono venuto, che lei pensieri tuoi mi hanno portato. E da faccia questa finestra bella, ma te vedi i capelli pendenti. E poi mi parto di Catanzaro e vado a Nicasso per ritrovare la bella mia di Cassisa. E dopo arrivato me l'hai abbracciato, oh bella mia quanto sei bella. Bello. Grazie. Cos'è che ma ti hai cantare qua con una suonata da Pepita che facevi, si ricorda un motivo, ma dai. quando suonava. Una bella suonata che voi facevo qua Pepita. Riuscire un po' a cantare, me la fiscate, più o meno. Non ce la faccio, ma Ma ci ripiglio di broma, cavolo. Ma c'era così. No, devo fermare il video di broma, ma di broma ne siamo niente. Ho visto. quando sono mangiato, vedi? Avevo una sete, quando sono mangiato. No, lei aveva 80 anni. Capito? Quando suonava quella là, Sì. lei aveva 80 anni. Era 80 anni. capo suonatore, altro che storia. Lei no, lei era più giovane. Mi sono io allora. Aveva pure una settantina d'anni, Ma lei aveva 80 anni. Ti dico, No. cavolo, ma Ma costruite zamponi o imparaste manco una parte? Guardate a lì, imparato. No, sì, però a me non c'erano le cose che... Mi aveva fatto tutto l'attrezzo che l'aveva mio nipote. Tutto l'attrezzo l'avevo perso. E una volta, Sallia, sì. siccome alla radio
mi scrivevo, ma sono, no, alla radio, che io sapevo fare al Ponte Grande. E allora è venuto uno da Napoli, che adesso non ci andava bene, era pensata male. E allora è venuto tu a me, ma ce la faccio nuova. Io mi pigliavi l'accesso mio, a misurare non era giusto i pesci. Allora ce la feci, pensavo lo pesce che mio, ci dissimenta la sotto, a me sotto, oh, ma quando volevano minuti, dice no, belle me, non voglio niente. E lo faceva, non si pagava nessuno. Sì. Da giovanottino, sull'età 13-14 anni, io guardavo l'animale, avevo l'animale mio padre, e allora io, per sanare, lei c'era e mi faceva certe cose da iena, sapete che cos'è la iena? È un'erba che ci fa cannone, si fa cannone così. E allora mi faceva che aspetta la iena e mi interessa suonare come lui. Due? Due, sì. Hai suonato due insieme? Sì. Con un'ancia? No, si fa Come friscoletto? si fa come le canne che c'ha la zampogna. Le tagli qua così e poi le suona. Se ne mettono due in bocca. Con i buchi? Con i buchi. E si suonavano tutte e due? Sì. Per praticare zampogne? Sì. Ah, ok. Se ne mettono due. Oppure un pezzo di canna lunga così. Sì? Si fa un'ancetta come ce l'hai tu alle zampogne, la mettevi dentro Sì. e suonava. E lui suonava tutte e due come una zampone? Sì. Ma anche con bordone? Di canne. No, Solo due? Solo due. Solo due, le coppie. Come la launetta. Sì, e l'hai intonato come la zampogna? Sì. Per praticare, ho capito. Ma per sciusciare ha fatto una soffia circolare o solo si sciusciava poi si respira? Sì. Ok. No, come i sardi. Ok. Dovevo chiedere. No, solo a soffiare. Ci vuole simpatia per ogni mestiere, per perciò ci vuole simpatia, no? Fa niente. Va bene. Ok. Grazie A poi ci facciamo E da qui, per l'informazione. voi siete in America, vi posso dire che in America Avevo parenti. ci abbiamo parenti, si chiamano Scorza Fabi, si chiamano. Però l'America dopo. Ero Canada. Io sono a Kansas City. Kansas City. No. È un paese grande. L'America è un paese grande. Non è piccolo, come mettiamo qua dicono in Italia, però c'è Milano, c'è Catania, che si sono due posti a due cose apposte. Quindi Italia è una sola, però vabbè, chissà dov'è. Vabbè.